live su PMG Sport Futsal. Tra poco vi aggiorneremo anche su tutti gli altri risultati delle gare che si stanno giocando, che si sono giocate, gli anticipi di questo secondo turno. Eccolo qui il fischio degli arbitri, è da ripetere però. Fabinho è entrato nel cerchio di centrocampo. Si parte, primo possesso del Real Rieti che parte con Micoli in porta. 4 secondi di gioco, pallone all'indietro per Fortino che calcia con il sinistro. Mazzocchetti la spinge in porta Moura. Ci ha messo meno di 30 secondi a sbloccare la partita Real Rieti. Mister Saverio Palusci. Seguiamo però questa conclusione da fuori di Dudu Morgado a mani aperte. Prova a scambiare due parole con Misael che va a calciare con il sinistro. Pallone che passa accanto a Ramone De Luca, sorpreso Micoli, passa, anzi trova la parità, il Color Max Pescara a chiudere su eventuali scarichi. Ramone calcia diretto in porta, Mazzocchetti riprendere a fare la partita come aveva fatto nei primissimi istanti. Intanto in questo caso c'è un fallo di Misael che è già ammonito e l'arbitro estrae il secondo giallo e lo manda anzitempo sotto la torre. Qui al Palamalfatti Jelovcic, pallone per Ramon sul destro, poi a Rafael dentro per Jelovcic, muove bene il pallone Real Rieti, primo gol ufficiale in amaranto celeste per Franco Jelovcic. Attenzione qui a Coco Schmidt, la punizione diretta in porta, libera per un attimo Real. Fabinho, Micoli è bravo a murare la conclusione. Dentro ancora per Fabinho, prova a girarsi, offre il pallone a Dudu Morgado. Grande parata di Peppe Micoli questa volta. Tocchetti vuole posizione profonda di Dall'Onder che difende bene con il fisico e calcia. Micoli. La palla stagna troppo nei piedi dei giocatori, questo permette al Color Max di chiudersi bene. Coco Schmidt calcia, la risposta di Micoli. Rafael spinge la transizione, pallone per Ramon, dentro per Fortino, contropiede perfetto del Real Rieti con il destro che non è il suo piede. Fortino fa 3-1. Micoli la gioca corta per Rafael, arriva la sirena conclusiva del primo tempo che Real Rieti chiude avanti 3-1 sul Color Max Pescara. Flash di Jacopo Persico. Un Real che non ha entusiasmato in questo primo tempo, però chiude, va negli spogliatoi con il doppio vantaggio e questo è molto importante per gli amarantocelesti. È arrivato adesso il fischio d'inizio della ripresa. Pallone in avanti, Jelovcic controlla la cannonata di Ramon, poi vuole andare in 1 contro 1, ci ripensa, dentro per Fortino, di ritorno per Franco Jelovcic, doppietta del 19, eccola la soluzione di cui aveva bisogno il Real Rieti. Recupera qui a Moura che prova a spingere la transizione, calcia di punta in diagonale, bravo, velocissimo Mazzocchetti. Qui la barriera, c'è Coco Schmidt sul punto di battuta, pallone dentro per Dell'Onder, Romano va a salvare sulla linea di porta. Questo secondo tempo è costretto a dare, intanto se ne va Romano che viene il sinistro del giocatore reatino, palla sul fondo, ma dicevamo è costretto a cambiarli più velocemente anche perché con il passare dei minuti. Intanto Fabinho trova la rete del 4-2, grande gesto tecnico ma altra indecisione di Giuseppe Micoli fa al Color Max Pescara, quindi mancano 11. Intanto Moura destro e questa volta fallisce il gol del 5-2. A te Mattia. Fabinho in contropiede, Fabinho dentro per André Ferreira, ancora per Fabinho, è 4-3, ha riaperto la partita il Color Max Pescara, gol di Fabinho, doppietta in pochi minuti. Morgado, Dall'Onder per André Ferreira e questa volta è bravo Micoli in tuffo. Addirittura ad impattare dopo che, come dicevi tu, solo 5 minuti fa non avremmo detto tutto questo. Fortino col tacco, pallone fuori di pochissimo. Ramon va diretto in porta. Cosa si è inventato Ramon Bueno Ardite? Una meraviglia. 5-3. Che gol Mattia. La conclusione in porta, il palo colpito da Parra. La conclusione la offre a Dell'Onder, pallone sporcato che torna fuori ancora Dall'Onder con il sinistro.
pallone dentro, Micoli, poi dall'Onder, 44 secondi, 5-4, attenzione Jacopo. Non è finita, 44 secondi. Micoli riconquista il pallone, la offre a Ramon, ma finisce qui la partita. Real Rieti batte 5-4 Color Max Pescara. Possiamo dire Real Rieti ancora rimandato, Jacopo.